Avvocato Riponti, una nuova tappa della sua rubrica Medioevo Veneto. Oggi parleremo delle pievi e le contrapporremo in qualche modo, anche se non vanno mai contrapposte, alle abbazie, ai monasteri. Qual è la differenza principale fra una pieve e un'abbazia? Siamo in un luogo elettivo, siamo nella pieve più rappresentativa del nostro territorio, della Marca Trevigiana, la pieve di San Pietro di Feletto. La pieve rappresentava nel Medioevo un tipico esempio di architettura religiosa che però era vissuta eminentemente da laici, dalle comunità. Pieve deriva da plebs, comunità per l'appunto, e quindi era il luogo sacro, il luogo deputato al rito liturgico domenicale, ma era anche un momento aggregativo di tutta la società civile dell'epoca. In ciò la pieve si contrapponeva all'abbazia, che invece era il luogo di architettura religiosa deputato alla vita monastica, alla vita dei religiosi per l'appunto, che per carità si aprivano anche loro alle comunità, ma avevano un taglio e una finalità del tutto diversa. Questa è la pieve per antonomasia del nostro territorio, è un angolo meraviglioso. Se voi la osservate con attenzione, qui abbiamo 2000 anni di storia. La chiamano pieve millenaria, ed è giusto, e dopo capiremo perché. Ma in realtà, quando il 29 giugno del 1873 un terremoto violento fece crollare la navata di destra di questa pieve, si scoprirono tra le fondazioni mattoni con il sigillo dell'imperatore Caracalla. Quindi ci si trova di fronte a un manufatto che ha una importante radice romana, non romanica. Quindi ecco che io dico 2000 anni di storia, vissuti splendidamente, ma soprattutto nel Medioevo la pieve ha dato il massimo di se stessa perché ha incarnato un ideale civile e religioso splendidamente raffigurato in queste pietre che personalmente amo moltissimo. Eccoci all'interno, Avvocato Riponti, di questa pieve, davvero unica nel suo genere. Ciò che colpisce il visitatore, ciò che colpisce il fedele è sicuramente questo ciclo di affreschi davanti a me. Che cosa rappresenta? Ci troviamo di fronte a un autentico scrigno di tesori, perché anche la cappella di San Sebastiano, la cappella battesimale, è di una bellezza straordinaria e tutti gli affreschi disseminati nella pieve hanno un grande significato simbolico di altissima levatura teologica e anche molto particolari se si pensa che questa era una piccola pieve medievale in cui potrebbe apparire strano trovare incastrati elementi singolari di alto lignaggio teologico, però effettivamente ciò che occupa il centro anche del pensiero e l'importanza di questa pieve che era la chiesa battesimale per un territorio vastissimo di quasi 50 km quadrati, secondo Marchesana, è questo ciclo splendido del simbolo degli apostoli, il credo apostolico. Il credo quindi che descrive i 12 pilastri della fede. Sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI dicevano che il credo non si insegna, si professa, sono le verità fondanti della Chiesa. E non a caso il nostro credo apostolico è aperto e presidiato da una figura che è Sansone che imbraccia una mascella d'asino ed è il simbolo della strenua difesa della fede fatta da un eroe biblico imparagonabile per forza e coraggio. Dal punto di vista artistico è ignota la paternità, anche se illustri studiosi la attribuiscono ad Andrea da Treviso. Andrea da Treviso era un pittore bellunese, forse nato a Feltre, in talune fonti è chiamato anche Andrea da Feltre o Andrea da Belluno, ma visse a Treviso nel corso del 400. La attribuzione ad Andrea è tutt'altro che pacifica. Altri vogliono ipotizzare che si tratti di un'opera dello stesso maestro della cappella di San Sebastiano. Il professor Sgarbi dice che assolutamente ciò non è possibile perché le mani sono completamente o comunque significativamente diverse. Vedete che in ogni riquadro c'è una immagine che illustra il precetto fondamentale di fede. Prendiamo la prima: io credo in Dio Padre, onnipotente, creatore
di tutte le cose, del cielo e della terra. Lo vedete rappresentato in una maniera splendida. Tutto il creato, che è il globo centrale, poggia sulla figura di Dio Padre, e ogni riquadro ha l'apostolo che ha pronunciato il dogma di fede, e dall'altro lato un profeta che nell'Antico Testamento aveva anticipato quel principio di fede prima della venuta del Cristo. Una Biblia Pauperum che serviva a illustrare i 12 precetti della nostra fede a tutti gli abitanti del territorio, che spesso erano analfabeti o comunque poco eruditi. I pievani avevano la possibilità di attingere a questo serbatoio straordinario per illustrare i fondamenti della fede. Ecco, il valore aggiunto di questa pieve è che è incastonata nell'unico paesaggio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ora patrimonio dell'umanità. È una autentica meraviglia del creato. Ricordo che San Giovanni XXIII, che amava passare le sue vacanze nella villa patriarcale retrostante, amava celebrare la Santa Messa a portone aperto per contemplare una natura straordinaria, vera icona del Creatore.